Vai. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui oggi a Padova, la capitale culturale del Veneto, per iniziare l'attività sul territorio di plebiscito.eu. Un'attività che fondamentalmente non si è mai fermata, ma che ha delle intensificazioni e delle decelerazioni logiche dovute anche agli eventi che ci circondano. E questa è la prima tappa del nostro giro che faremo per il Veneto, impostando questi incontri come tavole rotonde. Questo perché? Perché come scopo principale di questi incontri, noi siamo qui oggi allo Sheraton a Padova, è quello di iniziare un nuovo reclutamento di risorse umane. Noi veniamo da anni di grande e intensa attività. Noi sappiamo che il plebiscito è stato coinvolto dal 2014 al 2016 in un grande evento che è stato quello dell'organizzazione del nostro referendum digitale per l'indipendenza del Veneto, che approfondiremo durante questa giornata i vari aspetti, perché faremo un piccolo background per capire e ricordarci quello che è accaduto in questi anni. Però, come dicevo, il fulcro di queste attività che andremo a fare fino in preparazione dell'evento di settembre, del 19 settembre prossimo, sempre qui a Padova, sempre qui allo Sheraton, per dare il via proprio in maniera ufficiale a tutte le attività che andranno anche ad interessarsi delle prossime amministrative che ci saranno in Veneto. Detto questo, come procederà questa giornata? In primo luogo ci saranno i saluti del presidente di plebiscito.eu, Gianluca Busato, l'ingegnere Gianluca Busato, che prima di tutto farà dei saluti, ma soprattutto ci stilerà un canovaccio, una tesi politica di quelle che potrebbe essere le attività future. Poi ci sarà un intervento che stimolerà il dibattito durante la tavola rotonda di un dirigente di plebiscito.eu che è Rossano Granello, uno della vecchia guardia, da sempre militante di plebiscito.eu, ma che fa parte di quell'asset dirigente che ha creato e animato lo scenario indipendentista veneto negli ultimi 15-20 anni. Detto questo, mi sembra giusto lasciare la parola a Gianluca Busato per i saluti, dopodiché prenderemo i lavori di questa tavola rotonda. Intanto vi ringrazio voi che siete intervenuti qui allo Sheraton e ringrazio altrettanto coloro che ci stanno seguendo dallo streaming, da luoghi di vacanza o di lavoro, perché molti lavorano anche di domenica. Prego Presidente, si accomodi. Grazie Mario, grazie a tutti. Oggi qua siamo un numero limitato, ma si sapeva benissimo. Sapevamo che si trattava di rimettere in moto una macchina che già era stata completamente ferma dal punto di vista operativo degli eventi da 1 anno e mezzo a questo proposito. Non per questo si è fermata, è una macchina che si andava avanti ovviamente con i nuovi mezzi digitali, tanto che anche questo evento viene trasmesso in diretta a Facebook. Io voglio semplicemente darvi il mio saluto, il mio ringraziamento per essere qua e volevo appunto ringraziare Mario e tutte le persone che sta collaborando per portare avanti il nostro messaggio, il nostro percorso. Spero che sarà del vostro gradimento e sarà un piacere per voi altri partecipare a questa giornata che si baserà anche e soprattutto sui vostri interventi, che non solo graditi ma auspicati e fondamentali nel creare quello che è il succo dei lavori e dei risultati che porteremo avanti alla fine di questo convegno. Questo convegno nasce, guarda caso, non so che si sta programmando per questo, però ne abbiamo approfittato proprio anche nel giorno del 4 luglio. Non stiamo a dimenticarsi che 200
246 anni fa, 245 anni fa, il 4 luglio 1776, è una data importante perché rappresenta, anche se non si come dire, la nostra terra, ma nel concetto indipendentista è una data fondamentale perché rappresenta la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e quindi per questo l'Independence Day, noi altri ovviamente siamo da tutt'altra parte geografica, però non di meno, anche noi altri siamo impegnati nell'ottenimento dell'indipendenza da uno Stato che ne sottrae le nostre risorse, ne sottrae addirittura i nostri sogni e le nostre speranze, no? Se non fosse per tutto il resto. E quindi ne sembrava la migliore occasione per dare il via a questo ciclo di eventi e di situazioni che andiamo a creare nel territorio. Detto questo mi fermo perché dopo il resto lo vedremo nel corso della mattinata e della giornata. Non so, Mario mi ha detto che è anche possibile per chi desidera dopo fermarsi eventualmente a pranzo, basta dirlo, alzare la mano se avete piacere e che diamo informazioni ovviamente all'organizzazione qua per dire insomma le persone che vogliono fermarsi entro mezz'oretta o qualcosa del genere. Ecco. Per il resto grazie. E viva l'indipendenza, e viva il Veneto, e viva plebiscito.eu e buon lavoro a tutti quanti. E viva San Marco. Allora, come diceva il nostro Presidente, il riferimento al 4 luglio è quanto mai importante e altissimo. Lì il diritto naturale si affermò rispetto a tutte le leggi che vi erano e che sembravano immutabili. E noi oggi, e io così ho chiesto al Presidente che prima di partire con questi lavori facciamo un po' il punto della situazione di quello che è successo, perché magari voi che siete qui magari conoscete perfettamente la storia di plebiscito e quello che è stato fatto. Ormai parecchi anni sono passati e quindi dobbiamo fare il punto della situazione. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, che era il 2014. Il 2014 è stato un momento fondamentale per la storia del Veneto, un momento fondamentale per la storia moderna del Veneto, perché quando si parla di storia del Veneto bisogna essere molto umili e sapere che sia un piccolo granello nell'enorme deserto che è la storia, un piccolo granello di sabbia nell'enorme deserto che è la storia del Veneto, millenaria storia dei Veneti. Però nell'era moderna il plebiscito che abbiamo organizzato in forma digitale è stato un capolavoro di comunicazione, un capolavoro del diritto naturale che abbiamo eseguito e che abbiamo fatto in collaborazione col popolo veneto. Questo ha spiazzato le istituzioni attualmente occupanti il Veneto perché li abbiamo battuti su un terreno dove loro si sentivano da una parte sicuri che è quello mediatico, perché sappiamo che hanno il controllo totale dell'informazione, e soprattutto ci siamo inventati un terreno di confronto che era quello digitale, che nel 2014 lo Stato probabilmente non avrebbe mai pensato che qualcuno avesse questa capacità di mobilitazione. Cos'è avvenuto? Che noi siamo partiti con questo evento e l'evento durò, inizialmente si era previsto di farlo durare un paio di giorni, in realtà il successo che ebbe l'iniziativa ci ha costretti a prolungarlo per una settimana, forse anche di più, adesso non ricordo precisamente quanto, ma coinvolse parecchi veneti, più della maggioranza. E questo evento ha sancito una cosa. L'ha sancita perché? Perché noi, dopo il risultato schiacciante dell'esito del referendum, questo passaggio ha avuto una certificazione sia tecnica che politica. Non è stata una cosa fatta e improvvisata. Sono state fatte le comunicazioni a tutti gli enti internazionali che sarebbe avvenuto questo evento, e
quindi c'erano i controlli di moltissimi esponenti sia politici che burocratici che si erano mossi volontariamente nel voler verificare che le cose siano state fatte e fossero state fatte in maniera corretta. Quindi su qualsiasi terreno qualcuno volesse entrare per intaccare quell'evento, ci sono tutte le risposte. Infatti nessuno affronta il tema e si è preferito lasciarlo andare nel dimenticatoio piuttosto che contrastarne la validità o eccetera. Detto questo, il popolo si era espresso, quindi è una pietra fondamentale della storia del nostro popolo, perché esiste una certificazione di una volontà ben chiara che i veneti vogliono l'indipendenza. E questo progetto è custodito dall'associazione plebiscito.eu, un'associazione che non è scalabile purtroppo, purtroppo non per noi ma purtroppo per gli altri, perché voi, apro un'altra parentesi, il gruppo dirigente di Plebiscito che con la guida di Gianluca ha partorito questo grandissimo evento, importantissimo evento per il popolo veneto, è un gruppo dirigente che ha fondato diversi movimenti, sempre con alla base i nostri ideali più importanti. Posso citare Veneto Stato, posso citare Indipendenza Veneta, però purtroppo quei partiti o quei movimenti avevano delle regole intrinseche che ci esponevano agli attacchi esterni di chi non amava il nostro ideale. Quindi purtroppo l'elemento dell'adesione e della partecipazione portava ogni volta a questi movimenti a perdere il controllo, e quindi non essere più operativi sul piano del raggiungimento dell'indipendenza. Il gruppo dirigente, dopo aver fondato Indipendenza Veneta e aver capito che questo contenitore era più un ostacolo che un'opportunità, ha fondato un'associazione dove come presidente c'è Gianluca Busato, e questo ha messo a riparo tutto il lavoro che da lì in poi sarebbe stato fatto. Quindi esiste una cassaforte di diritto che sancisce e certifica una volontà del popolo veneto, e quella è messa lì a riparo e non è perso. Il lavoro che migliaia di attivisti hanno fatto, da colui che ha consumato le scarpe per portare le famose buste e imbustarle durante quell'evento, fino a Gianluca Busato, tutto quel lavoro è lì, ma anche il lavoro che è stato fatto prima non è andato perso, è lì. Io amo sempre fare un piccolo esempio quando affronto la discussione con qualche sconsolato indipendentista veneto che magari ha dato qualche anno della sua vita in maniera intensa, tempo, baruffe come ieri, qualsiasi situazione pur di portare avanti il suo progetto, e dice: di tutti questi anni lì cosa avevo fatto, cosa avevo perso, mi serve più, si sta buttando via. No, non si sta buttando via niente, perché come dicevo io faccio sempre un paio di esempi. Uno è quello della pentola che è sopra una fiamma, no? Quella della pasta asciutta. Tu accendi e questa fiamma comincia a scaldare questa pentola. Effettivamente per tanto tempo, 10 minuti, non accade nulla, non si muove nulla. Dici: ma qua sto lavoro a cosa sta servendo? Serve a scaldare l'acqua, che a un certo momento comincia a bollire. Questo è un po' la lezione che dobbiamo avere noi veneti. Tutto quello che è stato fatto in direzione dell'indipendenza non andrà buttato via niente, perché è servita ad aumentare la temperatura della pentola. Prima o poi l'acqua comincerà a bollire. Sotto la cenere cova questo grande capitale che è il responso del referendum per l'indipendenza, quello del referendum del 2014, e sotto la cenere cova un consenso sempre più grande verso questa prospettiva. Certo, forse
ripeto, molti stanno coltivando un senso di delusione o di rinuncia, ma non è vero, perché la storia ha i suoi tempi, la storia concede dei cambiamenti non sempre. L'importante è essere pronti, l'importante è essere mobilitati. I fatti di questi ultimi anni stanno sempre più portando acqua al nostro mulino e di conseguenza si stanno aprendo i cancelli della storia per cambiare gli asset e gli assetti dell'Europa e della realtà che ci circonda. Noi diciamo sempre che il nostro ideale è l'Europa confederata dei popoli, non questa che c'è adesso, che è un'Europa lobbistica di nazioni nazionaliste. E quindi per arrivare lì il primo nemico da affrontare sono proprio gli stati, che sono i nemici numero uno dei popoli europei. Prima vedevamo le immagini della Catalogna, vedevamo le immagini della Scozia. Vediamo che i popoli, ci sono popoli un po' più avanti sotto questo aspetto, popoli un po' che si attardano, ma il popolo veneto è uno di questi che sta aprendo un percorso, una nuova era, secondo me, dell'assetto politico europeo. Certo, ci sono forze enormi che ci stanno contro, ma a volte anche l'impero romano crolla e bisogna essere pronti a cogliere queste opportunità. Quindi il plebiscito oggi è qui per riprendere un percorso che aveva lasciato qualche tempo fa, come ha detto il presidente Gianluca Busato, e cominciare a raccogliere nuove risorse, perché abbiamo capito anche dalle esperienze scorse che è fondamentale la partecipazione delle persone, che è facile avercela in senso ideale, ma non è facile avere la partecipazione delle persone in senso pratico. Ma non è detto che bisogna fare chissà che, basta mettere un po' di se stessi, un po' di pensiero, un po' di tempo, qualsiasi cosa. Però è arrivato il momento di una rimobilitazione, perché i nostri nemici si stanno indebolendo molto e noi dobbiamo in ogni momento essere pronti ad approfittare delle occasioni che la storia ci dà, forti già di un consenso certificato nel 2014. Certo, noi viviamo in uno Stato che non ascolta neanche la sua Corte Costituzionale, figurati se si occupa del diritto internazionale o dei diritti naturali da cui nasce, da cui è fonte quell'espressione del popolo veneto che c'è stata nel 2014. Ora siamo qui, nel 2021, parecchi anni dopo, quel lavoro là, quel lavoro che è stato fatto prima e quello che è stato fatto dopo, fino ad oggi, tutto assieme aiuta ad aumentare la temperatura di questa pentola che prima o poi comincerà a bollire. Quindi nulla di quei sforzi, quelle energie mentali, fisiche ed economiche che sono state, e Gianluca che ne sa qualcosa, ognuno di noi in quell'esperienza ha lasciato qualche ossicino, perché è stata un'esperienza molto totalizzante, ma ci siamo ripresi e siamo di nuovo qui pronti per affrontare un nuovo cammino con una guida forte che io stimo tantissimo, che è la guida di Gianluca, che io reputo uno statista veneto. Purtroppo oggi ci sono molti amministratori italiani in Veneto. Noi veneti abbiamo bisogno di statisti. Qual è la differenza tra un amministratore e uno statista? La visione, la capacità di essere guida e non di essere gestore di un popolo o esattore di un popolo. Purtroppo noi siamo ancora qui dopo 25 anni probabilmente più di politica attiva, più con alti e bassi diciamo, ma sempre col nostro grande ideale. Abbiamo visto tantissime persone che cambiano ideale, cioè partito. In Italia è uno sport praticatissimo. Abbiamo anche visto, e non pensavamo fosse possibile,
che interi partiti cambiassero di 180 gradi la direzione delle proprie attività e delle proprie ideali, perché è veramente arduo passare tra fans della Padania a tifoso della bandiera italica e di tutto quel che rappresenta. Quindi eravamo pronti a tutto, questo forse no, però a molte persone la cosa non ha disturbato, anzi ha giovato. Ora avremo modo di approfondire vari aspetti e tutto quanto. Come diceva Gianluca, è importante gli interventi che farete anche voi, di stimolo, sia sulla pagina Facebook sia qua, ma adesso, tanto per testimoniare il lavoro che è stato fatto negli anni, dove noi come gruppo dirigenti plebiscito abbiamo un'opinione su tutto, su quello che potrà essere il nuovo Veneto collocato in Europa confederata dei popoli. E Rossano, che è uno storico dirigente di plebiscito, ma che fa parte della compagnia da anni, approfondirà due concetti che a lui gli sono cari e metterà un po' a confronto quello che sono le esperienze attuali, che potrebbero essere quelle future per il Veneto, che riguarda due temi: uno la pensione in generale, il sistema pensionistico, e l'altro anche l'aspetto sindacale. Due cose che sembrano scollegate, ma che danno un cono di luce su un'organizzazione sociale che potrà avere il nostro Veneto, dove i sindacati faranno i sindacati. Noi sappiamo, non penso di essere blasfemo se dico che i sindacati in Italia sono tra i maggiori responsabili dello sfacelo attuale. Il sistema pensionistico, ricordo quando facevamo le serate a Rossano ci trovavamo delle persone che stavano andando in pensione e dicevano: mamma mia, avevo pagato la pensione italiana, se fermo l'indipendenza. A parte tutti gli skate, e noi altri dicevano: guarda, tu ti skate che già persi, tranquillo. Anzi, bisogna che ti ingegni come trovarli. Detto questo, caro Rossano, grazie per il tuo intervento anticipato, ti lascio la parola. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Per me c'è una difficoltà a parlare in pubblico, per cui scusami i vari svarioni che sicuramente venirà fuori. Voce. Allora, voce. Solo una roba tecnica, così se no. Allora, se c'è qualcuno che vuole fermarsi a pranzo con noi, abbiamo fatto una convenzione di 22 euro e ci daranno quello che vogliono, un primo qualcosa, se avete voglia, o se invece avete altri impegni, niente. Quindi devo prendere le adesioni adesso. E poi volevo prendere volete aspettare per aderire a parlare, non serve venire qua, potete anche farlo da qua col microfono, come volete. Meglio venire qua, perché così siamo ripresi anche dal vivo, insomma. Però le domande o i dubbi e queste cose qua, serve che vi segno. Allora, cognome? Gabriele Franco. Gabriele. Ecco, e Franco Ramonato. Gabriele è il cognome come perfetto. Sì, no. E Franco? Ramonato. Ramonato. Per adesso va bene. Lei, anche te dopo. Rossana anche Rossana. Io devo dire delle cose semplici. Ma Ma guarda che sono le mie semplici. cose partono dal cuore, collegate Le alla più vita. belle e le più importanti. Le cose che partono dal cuore Allora, sono quelle... quando parte solo dal cuore, che si arriva in innamoramento, mi ricordo che è stato l'unico momento che sono stato rincoglionito nella mia vita. Perché l'innamoramento è proprio una regressione dell'intelligenza, però quando il cuore si collega alla mente si fa i miracoli. Quindi è detto una roba che mi fa venire il pel de oca, come si dice. Quindi lei è signora Rossana di cognome? Rosanna Trevisano. Rosanna Trevisano. Vabbè, per adesso siamo in tre. E dopo... Per quanto riguarda il pranzo? No. Però,
No, per il pranzo. Per l'intervento. Ah, per l'intervento? Sì. Chissà che sono infermiera, facciamo anche Ah, no. sei operatorio. Non lo so, più, solo per il pranzo ho capito. Quindi ti fai l'intervento e voglio dire alle Franco no, parlavo per il pranzo. Era per il pranzo. Mega in mente il cibo. Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere qua. Gianluca mi ha chiesto di fare un intervento, in realtà non ho niente da dirle, nel senso che quello che vado a dirle è una roba fondamentale, che fare l'italiano costa, ha un costo. Voi altri non riuscite a quantificare questo costo perché vi trovate nelle condizioni in cui mi sono stato fumatore accanito per anni e che avevo anche la passione del computer contemporaneamente. Per cui mi rintanavo nella mia camera, fumavo come un camino e stavo sul monitor del computer. Sentavo ovviamente. Quando mi alzavo vedevo una cortina di nebbia, nel senso letterale del termine, che era a 30 cm dalla mia testa. Per cui mi rendo conto che il 95% della gente che c'è qua, delle nostre zone, non si rende conto che fare l'italiano costa. Perché? Perché ha la testa sotto la nebbia. Un po' il 4 luglio in America si festeggia l'indipendenza nazionale. In altri posti funziona in maniera molto diversa da come che funziona qua in Italia. E noi altri non ci rendiamo conto di come che funziona all'estero perché ne manca informazione. Premessa, metteva nelle condizioni che mi adesso sono io a contare le baie. Scusa. Come si chiama tutte le amiche? Cecilia. Ecco. Scusami, non è una roba piacevole da sentire, però mettevi nelle condizioni che mi rendo conto bene, verificai tutto quello che vi dico. Allora, mi fa solo operaio per vivere, per cui termini che mi può essere molto cari, sono dipendente turnista, stanotte lavoro, sono una delle persone che di domenica lavora, di fine settimana lavora. Dei temi che per me possono essere cari, quelli può essere facendo un intervento, che ne so, come vi ho detto prima, sindacato e pensione. Sapete che qua in Italia uno immagina, ad esempio prima della pensione, che abbia messo da parte un gruzzolo. Perché? Perché ha versato dei contributi e secondo come che è stata spacciata fin adesso, alla fine della fiera, quando che giustamente si metterà a riposo, anzi non si metterà, lo metterà a riposo e vedremo che il termine è calzante perché uno non decide nella pensione. Qua in Italia non si decide nella pensione, uno viene messo a riposo quando è comoda al politico di turno. Un altro tema che mi può essere caro è il sindacato, ovviamente. Mi sono operaio, faccio l'operaio per vivere. Non sono un impiegato, non sono un parlatore computer, mi faccio l'operaio. Uno dei temi cari alla gente che lavora con le mani può essere appunto il sindacato. Allora, sappiate che all'estero non funziona come qua. Qua che c'è un sindacato rosso, non fa suo nome. Un sindacato rosso, un sindacato rosa, un sindacato bianco, un sindacato verde e un sindacato grigio tendente al nero. E perché si esprime come coi colori e non come sigle? Perché ovviamente ha un ammaneggiamento politico. Il sindacato qua in Italia è un'espressione della politica ed è storicamente così. Da quando che sta fondato il sindacato è storicamente così. Perché non si sta a cambiare roba? Per interesse ovviamente, perché un partito politico ha l'opportunità di avere un braccio che viene comandato. Come funziona invece all'estero? E vi porto l'esempio della Svezia.
vi ripeto, non credete a me, andate su Huffington Post, digitate su Presa Diretta, nella trasmissione della Rai, su YouTube, Presa Diretta o su Rai Play, e digitate sindacato svedese. Vi viene fuori un filmato da mezz'ora e vi prego di guardarlo tutto. È molto interessante. Ve lo dico subito che è un film di maissia, però le informazioni sono corrette. Allora, come funziona in Svezia? In Svezia che c'è la triplice, che c'è l'LO, l'FCO e la SACO. Il problema è che in Svezia il sindacato non risponde a logiche politiche. L'LO è il sindacato dei lavoratori manuali, l'FCO è il sindacato dei colletti bianchi. Ad esempio, la signora che fa l'infermiera faria parte dell'FCO se fosse tesserata. Tenete presente un'altra roba, le adesioni al sindacato in Svezia sono bulgare. Si parla di un tasso di adesione dell'80-85, altri 95%. Non so se ci rendiamo conto delle cifre. Qua in Italia credo che sia, non so, forse un 30, forse un 30. Però verificate. E come funziona il sindacato appunto in Svezia? Che abbiamo detto LO, FCO e a SACO. La SACO è il sindacato dei lavoratori di concetto. Dentro sta benedetta SACO che sei Gianluca, potrebbe essere benissimo, un ingegnere, e scienziati, preti addirittura, anche in Svezia che si preti iscritti al sindacato, i chirurghi, i scienziati, i professori universitari, per cui tutti i laureati. Tieni presente che l'iscrizione a questo sindacato aumenta di un 3% all'anno perché la gente in Svezia è istruita, la gente in Svezia ha la laurea, fa dei lavori importanti e si iscrive al sindacato adeguato lì. Per cui abbiamo detto che in Svezia il sindacato funziona secondo il proprio lavoro, non la logica politica. Ok? E sta roba qua è fondamentale. Perché? Perché gli interessi dell'operaio forse può anche non coincidere con gli interessi del collega che magari ha il coletto bianco, nonostante sia iscritti tutti e due al stesso sindacato. Lo stesso sindacato cosa che fa? Copre uno e non copre che altro. Perché? E poi paga tutti e due la tessera. Ok? Questa è la roba fondamentale che distingue la triplice svedese dalla triplice italiana. È vero che ad esempio l'LO, il sindacato dei lavoratori manuali, ha una simpatia particolare verso i socialdemocratici, ma è una simpatia, non è qualcosa che va in là. Per quello che vi dico, fare l'italiano costa, perché in Svezia gli stipendi crescono da 20 anni. Grazie agli accordi nazionali che viene stretti dal sindacato svedese, anche là c'è confederazioni, aperta parentesi. Provè a mettervi nella situazione dell'italiano in cui non si è buoni di venire fuori dalla crisi del 2011. Noi altri siamo ancora a pagare scotto della crisi del 2011. Facevi un conto, non devi dare le buste paga, quanto che ci pa 10 anni fa, ovviamente scorporate, tasse, inflazione, tutte che morale. I vostri stipendi sono cresciuti di anno in anno, se lavora nel privato specialmente, o comunque se lavora nel pubblico, per dirvene una, non credo. Vi ripeto, verificate tutto. Allora, no, non è dura, nel senso che ho una marea di robe in testa da dire e... Grazie. No, ma mi scusi, per quanto riguarda i dipendenti pubblici e Prego. privati c'è una discrepanza perché ultimamente di recente hanno aumentato di 100 euro. Quindi facciamo una bella differenza. Facciamo, tra il pubblico e il mi sono lavoratore... lei ha detto, mi sono lavoratore privato. sì, per carità. Però voglio dire, lei ha detto È vero? sono aumentati, Ma- sì, quelli degli statali. Ma ad esempio, secondo ERA, perché può succedere una roba del genere? Ma è chiaro, sono questioni di politica.
In Svezia non funziona così. Vabbè, ma la Svezia noi siamo... No, questo qua è il nocciolo. Signori cari, l'indipendenza del Veneto serve a fare libertà, responsabilità, dignità, democrazia e giustizia, soprattutto giustizia. Ad esempio, a me mi piace tanto giustizia. Per cui non è giusto che un sindacato copra, o meglio, spalleggi una parte che porta voti e non spalleggi che altri nonostante vi sia iscritti. E se qua è l'ingiustizia, se questo che grida vendetta, signori, se questa è l'ingiustizia. Non può succedere in Svezia, perché? Perché i lavoratori privati manuali hanno un suo sindacato che non ha niente a che vedere col pubblico. E il sindacato di lavoratori manuali in Svezia copre gli interessi di lavoratori manuali che si iscritti là. Ad esempio, là c'è un fortissimo interesse a non avere i contratti a tempo determinato. Al sindacato svedese, l'LO, gli piace tantissimo i contratti a tempo indeterminato. Perché? Perché i clienti che pagano la tessera. Là il sindacato gestisce anche la cassa integrazione. Là l'iscrizione del sindacato è una polizza assicurativa per coprire i periodi in cui il lavoratore non lavora o i corsi di formazione che vengono coperti anche dall'azienda che chiude. Là, se un'azienda chiude non è un dramma, perché non c'è conflitto sociale, non c'è come qua le bandierine fuori, non ha senso, perché là non c'è conflittualità. Il sindacato si mette d'accordo con i datori di lavoro, non con lo Stato che intermedia. Se questa è la rivoluzione, là non c'è un Stato che mette il becco sui contratti, c'è il lavoratore, o meglio, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori del lavoro, e si mette d'accordo tra loro. E mettersi d'accordo non vuol dire mettersi la lingua in bocca. Attenzione, non vuol dire se mettiamo d'accordo per fregare il prossimo. No, perché entrambi i clienti perché i lavoratori pagano a tessera e pagano un servizio, non pagano un'iscrizione a un partito politico. Ma se qua la differenza? Che cos'è? Giustizia. Giustizia e responsabilità. Perché, vi ripeto, ascoltè e interviste che ha fatto Rai 3 ai sindacalisti svedesi. I sindacalisti svedesi parlano di responsabilità, no ciacque, responsabilità e crescita. E ha tutto l'interesse a far crescere il paese, non di mettersi di traverso, perché è un governo che non mi piace. E se qua le differenze, mi adesso devo darvi dei spunti di riflessione, non so devo farvi discorsi. Verificate voi, perché un'altra realtà è possibile, e da che altre parti del mondo lo fa. È come se uno si alzasse e vede sotto che c'è nebbia, è vero che c'è nebbia. Pensioni, non vi annoio, non vado avanti ancora. Pensioni, pensionato quasi convinto di aver messo via il gruzzolo e conmigo lavoro a 40 anni, mi sono fatto un masso tanto e adesso mi godo la pensione dei soldi che ho messo via. No, non funziona così qua. Sappiate che qua non funziona così, perché la pensione di chi è in pensione viene pagata da chi lavora. Punto. Qua nessuno mette via contributi. I contributi pensionistici che neanche paghiamo sulla nostra busta paga, che dovrebbe essere una quota del tipo 30-33%, e va ad alimentare pensione di chi sta a casa. Noi altri non mettiamo via niente. E torniamo sempre a giustizia, democrazia, dignità, responsabilità, libertà. Per cui me, politico, non mi interessa niente, che ne so, promettere baby pensione. Tanto mi pago me. All'estero funziona in un'altra maniera. In Cile è stata fatta una riforma nel 1980, ok? 40 anni fa. Questa riforma è stata fatta sotto un dittatore, tra l'altro sanguinario, Pinochet.
per cui Asia impossibile, no, l'ha fatta in Cile sotto una dittatura. Questa riforma è stata pensata da un personaggio che si chiamava José Piñera. Sto José Piñera ha anche scritto un libro pubblicato in Italia, costa 8 euro su Amazon o in libreria di fiducia, andate a comprarlo, 8 euro spesi bene, e si intitola Pensioni, un sistema per sopravvivere, non avevo memoria. A un certo punto in Cile cosa è successo? Il sistema cileno funzionava esattamente tale e quale come il nostro prima del 92. Sullo stesso argomento, su Istituto Liberale, trovai video. È usato un trentenne che parla, gira abbastanza lento come discorso, però è fruibile. Cosa c'è che succedeva in Cile? In Cile succedeva che chi che lavorava pagava le pensioni di chi era in pensione. Punto. A un certo punto si è reso conto che la spesa pensionistica era il 3% del PIL. Fatto due conti, nell'anno 2000, il Cile avrebbe speso il 20% del PIL in pensioni. Non so se rendiamo conto delle cifre. Il Cile non era un paese ricco. L'unica fonte dei introiti che aveva era l'esportazione del rame. L'Italia spende il 16% del PIL, per cui i conti che ha fatto sono credibili perché i proviamo sulla nostra paese. A un certo punto ha detto questo sistema qua non è più sostenibile, troviamo un sistema e lo facciamo a capitalizzazione. Cosa vuol dire? Che chi lavora ha la possibilità di scegliere fino a una certa data se continuare ad avere la pensione dallo Stato oppure di farsi una pensione propria, di investire i propri soldi in una pensione. E ora l'ha fatta cominciare il 1 maggio del 1981. A quella data i lavoratori avevano l'opportunità di scegliere se restare nel sistema a contribuzione come il nostro oppure a capitalizzazione. I nuovi assunti avevano soltanto l'opportunità di aderire alla capitalizzazione. Cosa è successo? Che i gasbassà repentinamente le trattenute fiscali pensionistiche dal 20 esendai subito al 12. Così, de botto. Per cui vuol dire più soldi in busta paga. Non so se si rendiamo conto. Tu hai le buste paga, guarda, ben cosa che per sé. Non so se capì cosa che può restare in tacuin, magari, che ne so, per investire in istruzione per i vostri fiori. Non so se si rendiamo conto. Cosa c'è che comporta questa roba qua? Di fondamentale, a cavare le pensioni dalle mani dei politici. Perché? Perché gli ha dato responsabilità ai lavoratori di farsi una propria pensione. Responsabilità. I politici non potevano più intervenire a dire, beh, se me votai facciamo un quota 100, se me votai facciamo una baby pensione. I che cavava le pensioni dalle mani dei politici. Vi rendiamo conto che dirompente che è questa storia qua? Nessun politico può dire votami e mi ti do pensione. Nessun politico può favorire le categorie a scapito di un'altra. Tu hai questo libro, José Piñera, Pensioni, si intitola. Costa niente, costa 8 euro. Informatevi, non stai a credermi. L'esè, che è fondamentale, l'eser. Nel 2020 e ora non abbiamo nessun problema di legare la crescita demografica al sistema pensionistico. Perché? Perché non sei qui che lavora che paga le pensioni di gente che aumenta sempre di più. Tra le tante robe, la cassa pensionistica dei giornalisti sta per esplodere, 240 milioni di euro di bugiuiga. Non si sa come chi la risolve. Sì. Notizia di 4 giorni fa. Sì, se sa come chi la risolve, non volevo dirvelo. Non c'è recovery fund.
Come? Se c'è il recovery fund. No, sarà un recovery fund sulle nostre buste paga. Il recovery fund, cioè i fund, chi trovi se quelli. Non so chi le trova da altre parti. Se come quando chi ha messo dentro l'Inps a cassa di statai. 10 miliardi, mi pare che fosse 10 miliardi di buso. Perché lo Stato non pagava i contributi. Tra le tante robe, sì. Cioè, se pensa a quello a un certo punto, perché sei il datore di lavoro che dovrebbe pagare, cioè, a un certo punto, perché te mi porti un buso? Perché non vedi i contributi? O se no, te paghi pensione massa alta a massa gente. E la gente che lavora se restringe sempre di più, a base che paga. In un sistema a capitalizzazione, questo problema qua non esiste. Veramente non esiste. Perché? Perché uno se fa il proprio gruzzolo, decide io quando andare in pensione, decide io. Per cui libertà, responsabilità, dignità, mi me faccio a me pensione, per cui ho la dignità di pagarmi il futuro. Democrazia, mi decido. E giustizia, non che frego il futuro a me fioi. Mi casa, guardo Cicci, Domascetti, non che frego il futuro ai miei. Perché? Perché mi ne pago da mia pensione. Capì che all'estero funziona in maniera che è diametralmente opposta a qua. Mi vengo dato di spunti, adesso, da casa, studiai veramente. Sto libretto qua è un libretto grosso così, non è che sia un tomo universitario, si legge tranquillamente. Mi ho un diploma superiore, leggo tranquillamente, è un economista sto Giuseppe Pignera, è un economista di fama mondiale, si legge tranquillamente, non che termini estrusi, non che niente, è un romanzetto, si legge, leggetelo, mi raccomando. Perché? Perché capì che le robe all'estero funzionano su un'altra modo. L'ultima stupidaggine e chiudo. L'uni sono in montagna. Avevo bisogno delle ferie, c'è la famiglia, va in montagna. Il navigatore mi ha mandato a fare un tocco di pedemontana. Non volevo farlo onestamente, però ormai ero là e ho detto monto in pedemontana, facevo questa benedetta pedemontana. Sono montato ad Altivole, sono venuto da fuori passando a est, 2,90 €. In 18 km nel mio senso di marcia non c'era una macchina, ve lo giuro, non c'era una macchina. Sappiate che nel paese dei Reoli Cioccolata a Svizzera un politico ha un tetto di spesa. Anche questa roba qua, verificatela. In Costituzione. Mi pare che sto tetto sia 2 milioni di franchi, se non... Dopodiché il politico è costretto a passare per il referendum, per cui chiede agli interessati: signori cari, vi interessa una nuova linea di autobus? Potrebbe essere comoda? E ora i cittadini dicono: ah però, sì, se è vero, votiamo sì. No, sta linea qua non mi interessa, ve ne faccio volentieri a meno, voto no. Ma il politico non spende più di 2 milioni di euro. Perché? Perché sa che andando oltre vuol dire che mi metto le mani sui scarsei dei cittadini. Responsabilità, libertà di scegliere sì o no, responsabilità di pagare, perché mi scelte mi pago, cioè mi vado al ristorante pago, non vi dico al vicino del tavolo di pagare. Dignità, democrazia. Democrazia sì, ma che sia rottura di scatole di votare un giorno sì. E beh, noi altri che avevamo un attrezzo magico, è là, no, è il mio è là adesso per terra, che è là, siamo smartphone, che sono dei sistemi super sicuri, blockchain, ecco, che consente la votazione super sicura, perché non votare? Giustizia, giustizia sì, perché dico da pagare per un'opera che non mi serve? Se è giusto che mi pago per una roba che non mi serve? No, non è giusto. E niente, un cosa del 4 luglio, per cui da un'altra parte del mondo si festeggia l'indipendenza, spero che prima o dopo si riuscirà a festeggiare anche qua.
Grazie. Scusi, posso fare un appunto? Allora, per quanto riguarda diciamo, il referendum, se diamo... Serve il microfono perché sto molto No, ma si sente. Per quanto riguarda questa storia di votare tutte le opere pubbliche, diciamo, le decisioni dei politici, io concordo pienamente e so come funziona in Svizzera perché mi sono documentata. Però dobbiamo capire che la realtà italiana abbiamo un sacco di ambientalisti, certe opere pubbliche devono essere fatte. Se ascoltiamo solo gli ambientalisti, che io seguo, tra parentesi, e cioè non si fa niente, si va via a cavallo, tra virgolette, quindi bisogna anche valutare. Capisco l'obiezione e sai perché vi rispondo che sta roba quasi è totalmente ininfluente. Perché mi sono neutro in questo, non voto dal 2011. Per cui in questa storia qua sono neutro. Complimenti. Grazie, ma credo, dovrei essermi sbrissare una volta, però fondamentalmente le mie elezioni politiche italiane non vado dal 2011. E per cui, vi ripeto, mi sono neutro. Il discorso di ambientalisti, sì, potrebbe, ma che dicono no. Perché? Perché gli ambientalisti vi ascoltare? Perché sono una minoranza rumorosa. Non siamo maggioranza, siamo minoranza rumorosa. Al politico mi rompe vai se una minoranza rumorosa fa una manifestazione che blocca la strada. Tutto qua. Per cui se mi dico votate, perché questo tunnel qua serve, i cittadini sceglie e puoi scegliere in un verso come in un altro. È una scelta democratica. Gaviugo su il no, ragazzi, vuol dire che sta opera qua non si fa, continua a impiegare un'ora in più per fare il giro da montagna, per dirne una. Però è responsabilità sua, dei cittadini, non del politico che un giorno si sveglia e dice però mi fa comodo avere questi voti qua, perché no? Magari si inventiamo una strada che non mi porta da nessuna parte. O i cosi, i cavalcavia che i 10 metri di sbalzo uno da che altro non si incontra mai. Capivo? Le sovviene mai di referendum che hanno avuto la nostra approvazione ma non sono mai stati realizzati? Tutti. Cioè quindi non è solo una questione in Italia di referendum, ma anche proprio quello che poi c'è. Perché poi loro fanno le leggi per fare in modo che il referendum non venga applicato. Questo è la funzione italiana. E il vizio di tutto è che noi altri siamo nel terzo mondo. Se là il vizio di tutto. Cioè in Svizzera, io non sono mai stato in Svizzera, volevo farmi un giro però non sono mai stato. Però mi ha detto che funziona così. In Svizzera i cittadini sono responsabili. I cittadini sono responsabili da tutta la sua storia, per cui non si reoglie e cioccolata. I svizzeri, ieri, da Zichenecchi, che veniva qua, e dopo mi sono appassionato alla storia medievale. E dopo la calata degli svizzeri, la guerra in Europa è cambiata, perché gli svizzeri non facevano prigionieri, non aveva tempo da perdere a fare prigionieri, passava come un rullo compressore. Per cui ha una storia che, sì, non è la storia italiana, come noi altri veneti che abbiamo una storia del 1100 anni, che non sia storia italiana. Per cui non stiamo a pensare che l'ostacolo sia ma noi altri siamo italiani e non faremo mai. No, perché è un razzismo al contrario, ve lo dico subito. Cioè, non è un modo di pensare che è italiano, un modo di pensare che è svedese, svizzero, norvegese, tedesco. No. Bisogna sapparsi la propria responsabilità, perché mi casa con fiori, adesso sono qua domenica mattina, perché mi casa che ne godò, e mia responsabilità è mia, cioè mia, mica ho 51 anni, sono sul piano discendente, dice qui che con casa, chi è sul piano che sale, a me responsabilità è nei suoi confronti, come la tua responsabilità è nei suoi confronti, vero? Capì che l'ottica, uno se tira su dal muro del fumo. Concordo con lei, veramente. Basta. Grazie, facciamo. Allora,
prima di chiamare la Rosanna, volevo ringraziarti per questo intervento. Sta masso lungo. Diciamo che esatto. Hai richiamato veramente delle questioni che sono fondamentali. L'intervento della signora, ti chiami? Stefania. Di Stefania ha ribadito, ma ho detto qua che il problema è se in Italia ti hai risposto terzo mondo. Ed hai richiamato libertà, responsabilità, dignità, democrazia e giustizia, che purtroppo in questo Stato, come diceva Stefania, non c'è. E infatti perché siamo devo parlare della Repubblica Veneta Indipendente? Perché purtroppo qualsiasi cosa fatta in un contesto parassitario come organizzato, infatti abbiamo tanti nemici, sindacati, e abbiamo tutto il sistema parassitario che ha bisogno dei nostri soldi fondamentalmente. Quindi quelle 4 cose, quelle 5 cose che sono fondamentali per il nostro percorso si raggiungeranno in quel contesto, nella responsabilità del nostro popolo. Chiamo Rosanna per il suo intervento cuore e testa. Sì, e chiedevo, c'è qualcuno che gli è venuto in mente qualche spunto che si registra a parlare in tavola rotonda? Tu? No. Perché no? Dovresti? Che siamo qui per te. Che signore, che Rossano è qui per te oggi, mica per lui. Bene, prego, guarda. Buongiorno a tutti, posso iniziare con questo? No. L'emozione non ha voce, perciò io sono estremamente emozionata. E cosa devo dire? Viviamo in un momento meraviglioso, è il momento del cambiamento, perciò noi che siamo mente, corpo e spirito, in questo momento particolare si sta sviluppando la nostra parte spirituale ed è questa la bellezza, ragazzi, ed è per questo che io mi sono sentita coinvolta, grazie a Gabriele, grazie alla sua mamma, grazie al gruppo che sto frequentando. Ecco, cosa posso dire? La consapevolezza parte dalla coscienza, essere consapevoli che si può, e oggi si può. Io dico, è già fatto il vostro impegno del 2014, dove anche la mia famiglia e io stessa ho votato con gioia, spensieratezza, non focalizzata a cosa succederà, quando sarà, perché i tempi non sono mai i nostri tempi, qualcuno li decide ed ora è arrivato il tempo, perché noi qua, veneti, abbiamo la consapevolezza che saremo artefici del cambiamento. E l'emozione che ho provato quando sono entrata, vedendo i video e sentendo parlare d'Europa, l'Europa dei popoli. Perciò il Veneto non è un razzista, non è niente di questo, è solo l'artefice del cambiamento. Grazie Gianluca, grazie Mario che ti conosco oggi. Grazie Rossano e al mio devoto Gabriele, con il quale sarò la collaboratrice, veramente metterò tutta me stessa, perché ho capito senza tante spiegazioni, e qua do ragione al mio cuore, che si può, si deve, ok? Ora chiudo, io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per il lavoro che avete fatto, ci ringraziamo per il lavoro che faremo, e ci sarà una cosa meravigliosa che succederà. Dico solo una data, 7 del 10 2021, un qualcosa di unico, e sarà una sorpresa bellissima, perché, posso dirlo, solo con l'amore si può vincere.
E l'amore racchiude tutto: libertà, responsabilità, dignità, democrazia e giustizia. E io vi dico, vi amo con tutto il mio cuore! Ribadisco, se qualcuno dopo questo ispirante intervento vuol dire qualcosa, si può accomodare. Adesso è il momento della tesi politica del presidente Gianluca Busato di plebiscito.eu, però se dopo sicuramente l'ispirante intervento anche di Gianluca qualcuno vorrà dire la sua, è sempre ben accetto. Intanto prego Presidente. Grazie Mario. Beh, intanto rinnovo il ringraziamento a tutti, a Mario Sandrino, a Rossano Granello, che veramente ha fatto degli interventi molto importanti, Rosanna Trevisan, grazie, perché si sente che te parlavi col cuore e te parlavi al cuore delle persone. E ringrazio chi ne sta ascoltando e seguendo anche da distante, in tanti ne ha scritto. Sappiamo che il momento non è facile per nulla, è molto difficile dal punto di vista proprio delle possibilità anche, o anche a volte per qualcuno che ha le possibilità delle difficoltà che a volte magari non sono difficoltà, possono essere piccole pigrizie o anche delle piccole difficoltà oggettive che impediscono alle persone di spostarsi molto agevolmente magari da Vicenza, da Treviso a venire a Padova una domenica mattina. Per questo il mio ringraziamento più grande va invece a chi è venuto, ha scelto di, come dire, di interrompere questa comodità e di venire qui per partecipare, una cosa che sembrava una libertà fondamentale acquisita da tempo, ma che nell'ultimo anno e mezzo è diventata addirittura un'impossibilità, perché il periodo che stiamo vivendo non è un periodo banale, è un periodo, giustamente Rosanna diceva, di cambiamento, e il cambiamento è determinato anche da delle condizioni gravi che si sono verificate. E allora io mi sono scritto 2 o 3 robe giusto come premessa e poi per concludere il resto un po' più a braccio. E più che altro per ricordarmi, non dimenticarmi alcuni punti, proprio per fissare il momento in cui siamo dal punto di vista delle cose che avvengono nel quadro politico. E quindi ci tengo a non dimenticare questi punti. E quindi cari amici, cari attivisti, cari volontari, cari amici dell'Indipendenza del Veneto, amici di plebiscito.eu, grazie per essere qui, fisicamente o da remoto. Ci ritroviamo qui dopo molto tempo in cui sono avvenuti dei fatti che hanno cambiato drasticamente lo scenario ad ogni livello, in Veneto, anzi a partire da casa nostra, per chi ce l'ha, o per chi vive in affitto, o per chi in un qualche modo ha un tetto. In Veneto, che è comunque l'ambito che più da vicino ci interessa a tutti noi e ci appassiona, ma anche espandendo lo sguardo in Italia, che al di là dei cittadini che la vivono è lo Stato, padrone, tiranno anzi, che comanda ai noi la nostra terra e il nostro popolo, ma andando anche oltre ha coinvolto i fatti che stiamo vivendo, hanno coinvolto tutta Europa e tutto il mondo. Tecnicamente si chiama crisi pandemica, e questa crisi pandemica ha dato, come si dice, la stura a una gara nuova, inedita a livello globale, dove si sono visti i politici e i tecnocrati, se vogliamo, e nel nostro caso in particolar modo i partiti, i leader politici e i partiti italiani, primeggiare nel quello che io definisco un utilizzo arbitrario delle armi, delle più nefaste biopolitica e psicopolitica, badate bene i termini perché non li sentite molto, che mai si siano viste al mondo prima anche e nella storia. Biopolitica e psicopolitica.
perché vi parleranno di Covid, pandemia, però tecnicamente è qualcosa che qualcuno aveva sollevato, metti più gruppi tipo i radicali in passato, e preconizzandole come cose del futuro, di un futuro lontano, ma le stiamo vivendo. Si chiama così, quello che è stato messo in atto si chiama biopolitica e psicopolitica. Quindi abbiamo dei politici che sono in realtà degli apprendisti stregoni, cioè stanno sperimentando cose mai fatte prima. E in particolar modo politici che, apprendisti stregoni, che hanno fatto proprio l'arma della paura. Quello che fanno, loro hanno saputo brandire l'arma della paura e la utilizzano costantemente per manipolare noi, le persone, a fare cose che altrimenti non avremmo fatto e costringendoci ad autoprivarci delle libertà fondamentali. Libertà di uscire di casa, libertà di movimento, la libertà di lavorare. Sono settori che veramente hanno superato la fase della disperazione e sono andati ben oltre in realtà quelli che erano delle ragioni che potevano anche essere legittime e giuste di precauzioni imposte da una crisi sanitaria. Ben oltre sono andati. Tanto sono andati così oltre che ancora oggi in Italia le prime pagine dei giornali e le prime notizie dei telegiornali sono occupate manu militari, si può dire, da statistiche prive di senso, insulse, ripetitive su Covid. Ma cioè, io vorrei capire chi le ascolta cosa in cuor proprio ne capisce di queste statistiche ripetitive che voi trovate, aprite il Corriere della Sera. Ogni tanto sì, vengono interrotte da qualcos'altro, ma raramente sono costantemente lì, tipo la goccia che batte, continua. Sono dei bollettini di guerra, cioè questo è quello che avviene durante le guerre. Noi magari ce le hanno raccontate i nostri nonni, i nostri genitori, e in quel periodo c'era ogni giorno, i giornali c'erano i bollettini di guerra sul fronte, vittorie, morti. Ed era costante, c'era sempre il bollettino di guerra della prima notizia. Oggi c'è un bollettino di guerra perché devono manipolarci psicologicamente per ottenere un loro obiettivo e imporre un clima da guerra, basato quindi sulla paura. Ovviamente gli accenti sono sempre tragici, notizie che preconizzano solo scenari di morte e disperazione. La speranza è un qualcosa di forse futuro, non lo puoi toccare con la mano, è un qualcosa di nel presente e nel prossimo futuro c'è solo morte e disperazione. Ovviamente il sogno è una chimera proprio, cioè tutti noi sogniamo. Ogni notte un essere umano sogna. Ecco, questi ti rubano anche i sogni. L'unica interruzione avviene per altre cosine alle quali non posso annunciare, tipo le notizie sulla nazionale di calcio o poco altro. Quello è fondamentale perché sennò, cioè, per cosa sventi tu la bandiera tricolore se non te la nazionale di calcio? Quale altro motivo c'è? Logico, nessuno. Cioè, anche loro ovviamente, panem circense, si appellano a questi strumenti. Se non te la nazionale... Cioè, pensate il dramma che hanno avuto un paio d'anni fa quando la nazionale di calcio era stata esclusa dai mondiali. Per qualche motivo hanno fatto delle cappelle e l'unica roba che gli italiani si pongono da fare collettivamente se giocare a Bayonne, con tutti i scarichi che butta, pagati sempre da noi altri, nel sistema, però quella volta per degli errori, una pessima gestione, sono usciti fuori i mondiali, cioè funerale. Adesso hanno saputo mettersi, come dire, a lavorare e hanno creato effettivamente una squadra che gioca bene e quindi la gente è orgogliosa, è là che va da partita e sventa la bandiera. Intanto pensioni,
sindacati, eccetera, continuano il loro lavoro sporco giorno dopo giorno. Però questi bollettini di guerra, questa situazione, non è che è comune a tutti, no? Fa parte del corollario dell'italiano, fare l'italiano costa, come diceva prima Rossano. È una situazione che si verifica solo ed esclusivamente in Italia, con la G, Italia, da tagliare. Anche i paesi che magari possono vivere dei momenti in cui l'onda, no, dei contagi sale, tipo adesso si parla dell'Inghilterra o di altri. Se guardate sulla BBC, non trovate mica le notizie di morte sul Covid. Certo, una notizia, sesta, settima notizia in fondo, se scorrete il sito lo vedete tra le notizie di terza importanza. Io sono residente in Slovenia, il Covid è uscito dalle notizie da un bel pezzo. C'è, ma in fondo, giusto perché poi comunque ci sono delle regole e devono comunicarle, ma stop! Cioè, l'isteria che c'è in Italia, portata avanti dal sistema mediatico e ovviamente con la bacchetta che lo comanda del sistema politico, dei partiti, dei leader politici, c'è solo qua. La cortina di fumo, che si diceva prima, di nebbia, artificiale, c'è solo qua. Perché? Per fare la psicopolitica, cioè la manipolazione psicologica delle masse attraverso l'utilizzo di mezzi di informazione. Grazie all'utilizzo della paura imposta dai mezzi di informazione, i politici riescono a usare l'arma che gli permette di dire ai cittadini serrati in casa. E anzi, chiama che ha qui che va fuori sul balcone senza mascherina, chiama polizia e denunci. Questo tecnicamente, che è in corso da 1 anno e mezzo in Italia, è un vero e proprio golpe. E neanche tanto sotto traccia. Non voglio parlare di aspetti giuridici, parlo di aspetti pratici. E quindi mi fa pensare che abbia ragione chi usa termini magari che possono sembrare estremi, quali quelli di chi parla di dittatura sanitaria o nazi sanitaria. Beh, magari potrà esserci qualche dubbio sul gusto, però il senso è quello che stiamo vivendo. Anche se da un punto di vista tecnico io la vedo proprio come un esperimento senza precedenti, proprio di biopolitica, ovvero di politica tesa alla restrizione delle libertà personali. Quando ti mettono in galera, tecnicamente cosa succede? Ti reprimono la tua libertà personale. Tu non sei più libero di muoverti, ti devi stare nel gabbio, dopo lì ci sono delle regole, eccetera. Quella si chiama restrizione della libertà personale. Fino a poco tempo fa si pensava alla biopolitica in questo senso, cioè tu prendevi, come magari può fare Putin, prendi l'oppositore politico e te lo sbatti in galera. Questa era la biopolitica, che succedeva nelle dittature, no? Però appunto qualche mente più illuminati dice guardate che si sta andando verso un utilizzo della biopolitica più vasta, cioè mettere dentro cittadini con varie disposizioni, gradi giuridici. Quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo è fantastico, perché hanno trovato il modo di estendere il concetto di biopolitica facendo in modo che sia una scelta personale. Cioè, grazie all'utilizzo della psicopolitica, cioè della manipolazione psicologica, hanno fatto in modo che si potesse applicare la biopolitica direttamente attraverso una scelta dei cittadini, se sta in casa. Possiamo dire che questo esperimento senza precedenti, di cui non riusciamo assolutamente, nessuno riesce a valutare l'impatto, in particolar modo in Italia, ripeto, che è il paese che si è spinto più di tutti oltre e che è ancora oltre, i motivi poi magari possiamo anche capire. È un esperimento che possiamo dire che è riuscito, o quasi, non del tutto ancora, perché allora signori resta ancora da completare l'opera, chiaramente. In realtà questo, per quanto riguarda
il Veneto e l'Italia è un punto, se vogliamo, di arrivo o comunque avanzato di una fase politica iniziata qualche anno fa. Si parla spesso, appunto, in questa giornata abbiamo parlato spesso di plebiscito.eu, di chi siamo, di cosa abbiamo fatto. Allora cerchiamo di ricordare, oltre a quello che abbiamo fatto, quando l'abbiamo fatto. Era il 2014, primavera del 2014, marzo. E cerchiamo di pensare anche a quello che succedeva non solo nel Veneto e in plebiscito.eu, ma in linea generale in Italia. Non so chi ha la memoria storica, io ce l'ho perché in quel momento vivevo, come si dice dal punto di vista organizzativo, in una situazione apicale, un'esperienza importante che mi ha fatto vedere delle cose. Nel senso che, mentre noi abbiamo raccolto l'attenzione e sono arrivati i mezzi di informazione di tutto il mondo, ho potuto notare che i mezzi di informazione italiani erano invece impegnati in qualcos'altro, che stava avvenendo in quei giorni, proprio in quei giorni. Cosa stava avvenendo in quei giorni? È iniziato, c'era un partito che negli anni precedenti era stato un partito importante nel nostro territorio, che era sceso di consensi, scandali, situazioni, cambio di leadership che non si era verificata. Era un partito che ormai a livello nazionale era sotto il 4% e c'erano tutte le condizioni perché scivolasse ancora più in giù e finisse nell'anonimato. Improvvisamente, in quei giorni, non prima, a marzo del 2014, proprio mentre noi abbiamo dato vita all'evento più importante dell'indipendenza del Veneto che mai sia stato registrato nella storia moderna e che ha portato appunto tutti i mezzi di informazione del mondo qui, nelle TV e nei giornali italiani stava avvenendo un fatto nuovo. C'era un nuovo politico, ma che si conosceva solo così fino ad allora, un fiaspettenà, che ha cominciato a imperversare, a cominciare dalle TV di Berlusconi, che ovviamente è il primo che l'ha lanciato, un politico di questo leader di questo partito che era agonizzante, che ha cominciato a presentarsi in Italia ad ogni ora, a mattina, a pranzo, a cena, a ogni ora, sulle TV italiane e sui giornali italiani, portando quello che era un nuovo messaggio politico rispetto a prima. Anche Mario ha fatto riferimento a questo. Sto parlando di Salvini, che Gacciapà, quella che già era una macchina agonizzante politica, e gli ha messo una nuova bandierina, che era la bandierina del Padania o del Veneto che poteva avere, che gli ha messo bandierine italiane, addirittura l'ha portato da partito federalista, indipendentista che era, a partito nazionalista italiano, con un esperimento mediatico importante, tanto è vero che avevano occupato anche lì militarmente TV e giornali, dalla mattina alla sera. Noi eravamo l'eccezione in quel momento, rapidamente chiusa perché dopo 10 giorni del referendum hanno portato 42 persone che già da Dio sa dare la Mehring era, pare una roba che non c'entrava niente, si era visto dopo anni nel processo, e hanno cercato di mettere il tappo sopra mediatico anche alla nostra iniziativa con quell'operazione fatta in fretta e furia di notte. E quindi nasceva una nuova destra, nuova vecchia destra in realtà, perché era il rifacimento di una vecchia destra che già un secolo fa avevamo già visto, in chiave postmoderna, postfascista, eccetera. In realtà un altro esperimento simile si è fatto a sinistra, sempre in Italia, e Ciapo, un Fiade 5 Stelle, un Fiade Grillo, un Fiade Conte, un Fiade PD, hanno anche lì ricreato una nuova sinistra, vecchia in realtà, mettendo insieme Ciappame vario, marxista e robaccia più o meno nuova, per dare forma a una nuova melassa social-comunista che in questi giorni è ritornata ai cari vecchi temi del populismo di sinistra, che fa da sparring partner al populismo di destra. Quindi cosa succede? Guardate lo scenario, 2014 inizia questo percorso, arriva più o meno adesso, e quindi adesso ci troviamo politicamente in Italia sballottati da un populismo sovranista di destra, in salsa Salvini, Meloni, no? Che l'altro ieri ha firmato un patto con altre forze politiche, Vox in Spagna, i neofascisti, ma un patto contro il federalismo in Europa, a Lega, che
che firma un patto contro il federalismo, cioè c'è come chi ci appasse e foto di famiglia e che spuasse da sola. La Lega che firma un patto trasversale europeo contro il federalismo in Europa. Cioè, nessuno che nota questa roba, perché io ho letto e dico, ma non c'è neanche un commento del più scalcagnato, no, perché si dà, ma cosa vuol dire? Perché non è stato detto. No, ma sì, ma è stato scritto, che l'hanno scritto, basta, stop. Sì, ma io ho letto, ho detto no, forse non stampato male, sono andato a vederlo dappertutto, invece no, era proprio uno dei punti salienti del patto, cioè era proprio, come si dice, patto, c'erano i firmatari e sotto cosa hanno firmato? Hanno firmato un manifesto contro il federalismo in Europa. La Lega. Vabbè. Questo a destra, a sinistra invece che c'è st'altra roba, PD, Grillo, contro, non si capisce bene, e in mezzo ci sono ovviamente i maoisti, Dalemiani, Berlusconi, Brunetta, che non ti capisci, destra, sì, c'è una compenetrazione di corpi solidi che è impossibile fisicamente, dovrebbe essere impossibile, questo invece perché? Ma perché è ovvio. È una maionese impazzita, cioè sono il governo assieme, che ha un unico obiettivo, il furto aggravato e continuato delle risorse dei veneti e di chi lavora, prodotte da chi lavora. Perché? Proprio per favorire, si parlava prima tra le varie cose, quelle che io definisco un parassitismo tricolore interclassista, cioè che spezza le varie classi, hanno così distinzione, no? Perché abbraccia ogni insieme organizzato di elettori, non di lavoratori, di elettori e portatori di interesse vari, dai sindacati agli imprenditori, passando per ogni tipologia di corpo intermedio con sigle varie dettate solo dalla fantasia. Allora, se questo è lo scenario, sta maionese impazzita, che ha l'unico obiettivo di rubare i nostri soldi, bisogna dire le cose, cioè, quindi ho fatto tutte queste paroleoni, eccetera, ma alla fine, strucca, è molto semplice, è molto complessa la struttura, ma si può leggere semplicemente, c'è sta maionese impazzita, che non ha nessuna logica, destra, sinistra, c'entra niente, che ha l'unico obiettivo di derubarci. Deve venire in casa ogni notte, mentre noi dormiamo, mentre cerchiamo di sognare nonostante questi scenari di guerra, e ogni notte ci mette in mano al portafogli, mentre dormiamo, mentre siamo incoscienti, ogni notte, costantemente. In questo sono dei lavoratori indefessi, instancabili, i politici italiani, perché ogni notte vengono a derubarci di due cose fondamentali, dei soldi e dei sogni. Loro ci rubano dei sogni di avere un futuro, di avere un paese come la Svezia, dove le cose funzionano secondo logica, no? Con dei sindacati che difendono i lavoratori e non privilegiano delle parti politiche o degli insiemi di elettori, no? Ci rubano i sogni per darci il giorno dopo l'incubo con la salsa della paura. Tu non puoi sognare, non ti preoccupare, te do l'incubo. E allora, a livello globale può succedere tutto quello che volete. Ed è successo e sta succedendo tutto il contrario di tutto a livello globale, perché abbiamo assistito in questi mesi nel mondo a cose incredibili dal punto di vista politico. È caduto Trump, è arrivato Biden. Per noi cambia niente, perché quelli che chiamo io i pagliacci tricolori, proprio i pagliacci nel senso di clown, di gente da circo, dovete immaginarli questi, i politici italiani, come se andai al circo, mi potevo che andavo, mi piaceva, e che c'era i pagliacci, cioè quei parrucche rosse, il naso rosso, tutti truccai. Ecco, i politici italiani, voi dovete pensarli così, cioè sono vestiti bene, in giacca e cravatta, ma voi dovete pensarli come dei pagliacci da circo, perché sono quello. Cioè il loro obiettivo è far ridere, far piangere, far pensare ad altro la gente, mentre da dietro gli portano via, gli sfilano i portafogli. I pagliacci tricolori, cambia niente che sia Trump, Cina, Putin, Russia, UE, NATO, USA. E ora ripassa da Giacca De Mao, che ha messo il presidente della Cina, è stato il giorno per festeggiare i 100 anni del Partito Comunista Cinese, mi viene da piangere, 100 anni del Partito Comunista.
invece adesso la più rassicurante Miss Atlantista, no? Passando ogni tanto di sta magari col caldo a qualche comparsata a petto nudo più di putiniana memoria, anche se con qualche chilo di grasso in più per il massa hamburger, il massa sprissa ai 10 della mattina. Ogni riferimento ai politici italiani, a qualche politico italiano è puramente casuale, o neanche no. Ecco che i politici italiani si districano agevolmente e fanno i saltimbanchi tra Cina, Russia, Unione Europea, NATO, Stati Uniti, Trump, Biden, Cuba, Venezuela, qualcuno di base dove io adesso, in Bolivia, autocrazie, democrazie, deep state, regimi, oligarchie varie, non c'è problemi. Questi ha un stomaco, gli digerisce tutto. Tanto ci cambia la camisetta, gli si mette il naso rosso sul viso, si conversa di bianco, si mette la parrucca rossa e fa il suo mestiere dei pagliassi. E non è una cosa nuova, sapete, perché bisogna avere memoria storica, bisogna aver studiato e bisogna sapere come è nata l'Italia. E allora anche bisogna leggere qualcosa, forse, o se non si è letto qualcosa, magari qualche film. Vi ricordate il bel film di Claudia Cardinale sul libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo? Prima ancora che nascesse l'Italia, stava nascendo l'Italia, ma già la si era bene impostata. Cambiare tutto affinché nulla cambi. Dopo, politicamente, si è passati a una strutturazione. Chi ha inventato il termine trasformismo politico? Si usa normalmente, è quello che avviene. Dopo 10 anni che ha fatto l'Italia, tecnicamente con De Pretis nasce il trasformismo politico, cioè il fatto di passare da destra a sinistra senza problemi. Te leggi a destra, te passi a sinistra. E da allora, per un secolo e mezzo, il solo che migliorerà questa caratteristica costituzionale genetica dello Stato italiano e dei politici italiani. Udini, sapete che cos'è Udini? Fa un baffo ai maghi del trasformismo pezzente italico. E questi signori che ha gioco facile. E la colpa è tutta nostra, purtroppo. Loro possono fare i saltimbanchi e i dittatori davanti spettacolo, perché che siamo noi altri veneti che continuiamo a lavorare pareori, a mantenerli a UFO, facendosi derubare senza neanche più lamentarsi. Veneto paga e tasi. Veneto paga e tasi. Veneto paga e tasi. Facile. Questo è il meccanismo. Il segreto del successo dei politici italiani, incapaci, ignoranti, farabutti e nulla facenti, è molto semplice di tutto qui. È per questo che sono riusciti a creare una roba assurda, un miracolo, un'economia paracomunista dove la percentuale di prodotto interno lordo che dipende dallo Stato sia praticamente al 70%, per essere ottimisti. Par quasi una contraddizione in termini. Un mistero della fisica come il famoso volo del Calabrone, che fisicamente non si è riuscito a spiegare. Ma in realtà la si spiega benissimo. Perché? L'energia segreta che tiene in piedi questa cosa è quella i veneti che si spacca la schiena. Grazie ai veneti che si spacca la schiena e non si domanda e non si fa massa domande, magari non capisce tanto ma non si fa tante domande, si spiega perché andiamo verso un debito pubblico ormai va verso i 2.700-2.800 miliardi, un rapporto sul PIL che ormai va verso il 160%, un deficit che arriva, veleggia al 12%, sì, vabbè, pandemia, quello che si vuole, debito buono, debito cattivo, tutto fa brodo. Adesso appunto, se parlava qualcuno lo accennava prima, si parla del famoso PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Comunque chi che dà i nomi è bravi, bisogna fare i complimenti. E dove che prevede gestire 235 oltre miliardi di euro e per finanziare cosiddette 6 missioni nell'ambito della Next Generation EU, magari anche una roba di per sé interessante. Peccato che quando chi vive in Italia
dice che tra l'altro che dovevamo ripagare, che se qualcuno che veramente del buon senso pensa che sta roba serve a creare una Svezia al posto dell'Italia, c'è qualcuno che veramente crede, perché se qualcuno che crede, ma io penso che possa essere persone, te sa, che intimamente se pensa al bene, pensa cioè se è ottimista, dice ma no, se può, dai, beh guarda che a cartina del tornasole che nel nucleo tecnico nominato da Draghi, che fa parte in particolare di quelli che si destinai a monitorare come che viene spesi questi soldi, che sono 5 persone, che hanno nominato 2 persone, 2 economisti di area liberale. Si crea una caccia alle streghe, probabilmente si è sbagliato, no? Un certo Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro, si crea una caccia alle streghe, una raccolta di firme, tutti i docenti universitari, tutti i partiti, tutti che dice no, guai, che c'è qualcuno che aveva messo dentro gente che pensa che l'intervento dello Stato in economia possa essere deleterio, per cui cavesti qua. Perché? Perché è evidente che l'obiettivo dei politici italiani e dei partiti è quello di dire sappiamo sti schei e continuiamo a fare cosiddetto spendificio a scopo elettorale, no a fare le transizioni digitali o tutte che bei parole che mette il PNRR. L'obiettivo è molto semplice: continuare a fare spesa a scopo elettorale. Spenda schei, faccia per voti. Tecnicamente possiamo dirlo anche qua perché la semplicità aiuta il voto, de scambio. Stiamo così. Che alla fine, gira e rigira, magari con una derivata, sarà sempre pagato dai veneti che lavorano. Non stai a vendere. Magari appunto da la bambina che già era sentata qua, che adesso sta fuori. Nel senso che EA e i ragazzi e i fioi del Rossano e tutti i fioi che magari adesso fa l'elementare o l'asilo, lo pagherà loro, lavorando. E si domanderà, ma perché? Già adesso uno che si va da busta paga dice, ma cosa è questa storia? Tra cui c'è i schei che c'ha e quel che dell'ordo che c'è, senza pensare a quel che neanche te vedi in busta paga. Come si spiega? Ecco, loro si sono trovati in busta paga ancora più assurde e inspiegabili. E ora, in sto quadro, cosa hai fatto? Perché rimane meglio impazzita, gli si era messo il vestito da festa. Gli ha messo la Draghi, adesso addirittura qui fa i convegni europei, tutti i leader politici, ascolta Draghi, cioè la Merkel, ma te credo, perché questo effettivamente già era un banchiere centrale, uno che anche ha cambiato le cose, uno che tecnicamente ne sa, per cui generalmente i politici che rispettano, dicono, ma come mai gli italiani hanno messo uno rispettabile tecnicamente? È il vestito da festa. L'ho capito anche Mattarella, cioè adesso mi arriva 235 miliardi, come potevo mettere Salvini, Meloni, Grillo, Conte là a dire all'Europa, cioè dammi to schei, agli olandesi dire che gli olandesi che da pagare, lavorare per pagare spese, come si dice, campagne elettorali de Mastella, no, non c'è più Mastella, de Grillo e di sti qua. Come ha fatto a spiegare? No, bisogna mettere Draghi. No. Sto bene? E ora mette il bel vestito al più osceno tra i mostri politici del mondo occidentale. E non solo. La bulimica partitocrazia italiana. Il partito unico della spesa pubblica. Che ovviamente si è composto per la quasi totale maggioranza gente che non aveva mai lavorato un giorno in vita sua. Questi figurate se non si veste a festa con Draghi, si mette altro che il vestito da festa. Basta un annetto di governo, a sangue di 2 o 3 stupidaggini, di una volgarità, che tanto non che avrà nessun seguito. Magari piantare una guerra se nomina appunto un Puglisi o uno Stagnaro nei nuclei che deve valutare a spesa di questi soldi. Dopo assaghe il Quirinale, vabbè, in qualche modo tanto che lavorerà intorno, perché serve un garante alla Einaudi, all'Italia adesso, per
giustificare e fregare non solo il Veneto ma anche l'intera Europa per dare vita al più osceno mangia e bevi pagato come sempre dai Veneti e dal Veneto che lavora. E qua allora dobbiamo venire al nostro Veneto, perché insomma mi pare chiaro lo scenario, no? Adesso si spiega perché in Italia i sindacati non possono essere come quelli a Svezia. Adesso si spiega perché le pensioni in Italia non possono essere come le pensioni dei paesi civili che sa prevedere il futuro e sa pianificare. Ma perché? Cioè, ok, questa è l'Italia, ma noi altri siamo il Veneto. Come mai in Veneto, che sei l'Italia? Perché i Veneti ragionano da italiani, col piccolo particolare che però deve lavorare per mantenere questo sistema. Lavorare ben oltre quello che sei naturale essere, che debba essere. E come mai il Veneto, che è la regione d'Europa dove la percentuale di favorevoli alla propria indipendenza è la più alta in assoluto, non solo in Europa ma anche di gran parte del mondo? Cioè non esiste territorio, anche quei sotto oppressione coloniale e militare, in cui la percentuale di favorevoli all'indipendenza è così alta a livelli plebiscitari come il Veneto. Ma allora come è possibile che in Veneto noi altri ragioniamo da italiani? Visto che, come dire, l'unico vantaggio che abbiamo è quello di sventolare la bandiera e cosa nazionale. Per qualcuno, non per tutti, per fortuna. Il motivo è molto semplice, anche qua. Perché c'è la collaborazione, i collaborazionisti, i Quisling, chi che lavora, le quinte colonne, chi che lavora per l'Italia qua in Veneto. E purtroppo noi gli ultimi arrivati, abbiamo citato il partito, è una lega collaborazionista. E altri quindi abbiamo addirittura un leader politico in Veneto, si chiama Luca Zaia, che ha percentuali plebiscitarie perché probabilmente i veneti che vota Zaia e pensa di votare per l'indipendenza, neanche per l'autonomia, diciamo la verità, perché i veneti non votano per l'autonomia, i veneti votano per l'indipendenza. E sentite che metti sulla scheda elettorale Zaia e dice Zaia uguale indipendenza, non autonomia, Zaia uguale indipendenza. Io li voto a Zaia, ma Zaia è il carceriere italiano, è proprio come i carcerieri che avevo visto che ha fatto che robe a Santa Maria Capovetere. Ecco, pensate che i partiti italiani che governano in Veneto, in primis il più importante, il più votato, e il suo leader più votato, è come quei secondini che senza che se ne rendiamo conto mi bastona. E noi altri siamo qui in Gaela, da un anno e mezzo anche tecnicamente tali, non più solo figurativamente. E ora noi altri siamo come una baetta del flipper, impazzita, che va su e su perché siamo praticamente sbagliati tra dicotomie assolutamente assurde e impossibili. Tra Veneto e venetismo fallito, ovviamente. Vi ricorderei che abbiamo messo comunque un partito cosiddetto dei Veneti alle elezioni regionali che ovviamente non cacciava niente, perché non rappresentava niente, non portava niente da un punto di vista politico. Non diceva robe che avremmo detto noi altri qua. Veneto e Lega, che in realtà è Veneto e Italia. Veneto e Zaia, che in realtà è Veneto e Italia. Autonomia farlocca e autonomia promessa. L'autonomia promessa è quella che non esiste. L'autonomia farlocca è quella che tanto non vi interessa neanche a combattere, perché tanto non serve a niente. In realtà ovviamente si va da bene dall'imboccare quello che è il motore del cambiamento, Rosanna. Quindi che è la scelta tra schiavitù italiana, ancora schiavitù italiana mascherata da finta autonomia, e indipendenza del Veneto. Queste sono le uniche scelte possibili. Ovviamente diventa una scelta obbligata per una persona sana di testa in Veneto, cioè indipendenza del Veneto. E per questo
che c'è una percentuale favorevole all'indipendenza del Veneto che sia plebiscitaria. E qua arriviamo a noi altri, perché noi altri siamo quelli che hanno la coscienza di questo, la consapevolezza di questo, e quindi abbiamo il dovere. Guarda che mi so di un pigro che non avevo neanche idea. Cioè, sono veramente pigro, tecnicamente. Anche il lavoro che faccio, lavoro nell'informatica, nasce perché, mi sono pigro e quindi cerco di creare i sistemi per lavorare in modo più efficiente. Dopo ti diventi schiavo di questo, te lavori così tante ore che mica ho fatto anche un infarto, forse lavorare, pur essendo relativamente, come si dice, giovane. 3 anni fa ho fatto l'esame di infarto. Ma arrivano gli altri. Gli altri siamo l'indipendentismo veneto. Plebiscito.eu portava avanti questa visione e si è assunto questo ruolo. Dopodiché benvenga tutti, ma veramente tutti, quelli che condivide questa visione, questo pensiero, questo progetto politico. Non c'è assolutamente nessun tipo di gelosia, anzi, ripeto, proprio perché sono pigro, stiamo cercando, personalmente, il mio obiettivo adesso è quello di trovare dei ragazzi giovani che portano avanti questa bandiera. Dobbiamo dare il testimone in tempi rapidissimi, perché le cose avvengono rapidamente, per trovare dei ragazzi giovani che abbiano la passione, che abbia la forza, e noi altri magari aiutiamo a crearsi anche una cultura, una memoria storica, dargli la memoria storica, eccetera. Ma dobbiamo trovare quelle energie nel territorio, nella nostra società veneta, che possa aiutarne a raggiungere questo obiettivo. Guardate che è facile, nel senso che è maledettamente facile. Lo dobbiamo dimostrare noi altri. Guarda che quando siamo partiti a fare il referendum digitale per l'indipendenza del Veneto, c'erano 4 gatti e avevamo mosso il Veneto intero, e non che avevamo messo anni, perché la prima volta Germo Est, ti ricordi Mario? Germo Est, un evento che ti avevi organizzato, la prima volta che io parla dell'ipotesi di un referendum digitale via internet, cioè tipo, non mi ricordo la data, ma tipo il 10 di ottobre del 2013, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, in 6 mesi abbiamo fatto tutto. E infatti lo Stato italiano non si è già neanche reso conto, cioè c'è stata una botta sui denti senza che neanche si rendesse conto. Dopo i passai, ovviamente, appunto, dopo 10 giorni che ha fatto un processo falso e ha messo in guerra 40 persone che saldavano le lamiere pensando magari a un sogno, no? E che non aveva fatto assolutamente niente. Però le cose si fanno in tempi brevissimi e non serve tante persone. Serve alcune cose, qui sì però serve. Serve l'idea, la testa, ma qui io penso che sia, dobbiamo dimostrare anche oggi, perché i concetti che sono venuti fuori da stamattina, da sta sala, non ti trovi spesso. Andare a fare i convegni, andare a convegni di qualsiasi movimento, partito, andare. Vi sfido, andare da quei di sinistra, quei di destra, quei veneti, quei venetisti, andare, segui tutti e sfidai noi tutti a trovare degli argomenti di questo spessore che riguarda ovviamente la nostra terra, il nostro Veneto. Magari trovare sicuramente argomenti più importanti dal punto di vista della storia veneta, perché io non sono storico e ammetto che ho messo, come si dice, in modo fondamentale portare a questa passione politica grazie agli storici. Ho ascoltato in particolare un convegno che c'era presente Fogliata, Borsetto, un altro storico, adesso non mi viene in mente il nome, e devo essere sincero, qui mi ha dato la prima scintilla. Cioè mi sono posto delle domande, perché chiaramente ti rendi conto che ti insegna a scuola delle bugie, e chiaramente quando che con la passione della storia, comunque dal punto di vista così di utente, ecco, ti rendi conto che ti ha detto bugie per una vita, ti arrabbi anche, no?
e questa è stata la prima mossa. Però dal punto di vista politico, socio-economico, le cose che se stai dite qua stamattina non te ne confronti con nessuno. E queste sono le idee, questa è la testa che avevo. L'altra cosa, se ovviamente, è la capacità operativa e le risorse per assicurare la definizione di un piano. Su quello stiamo lavorando, non è oggetto di questo convegno, vi davo solo un messaggio. Con la consueta abilità operativa dei sommergibili non si sarà dato di pausa un'ora in questi anni per dare a questo progetto la forza e le gambe che sono necessarie perché questo possa camminare e arrivare a destinazione. Chi che vuole saperne di più a questo livello ne contatterà e daremo alcuni riferimenti, ma non nella sede politica, chiaramente. E dopo serve ovviamente coinvolgere i nostri concittadini. Quindi c'è la parte di comunicazione, di formazione, di interessamento. E questo è il motivo per cui siamo ripartiti a fare questo evento, che ne abbiamo fatti alcuni virtuali, ma non è la stessa cosa. Come che si può immaginare, quando che si è a contatto, se sei a tu per tu, cambia tutto, cambia la passione, cambia il cuore, cambia l'emozione, l'energia, tutto. E quindi chiaramente bisogna ripartire. Questo è il primo, con la speranza che nei prossimi mesi noi riserre la gente in gabbia da nuovo. Noi siamo dato comunque un obiettivo, che è il prossimo 19 settembre, sempre qua a Padova. Quindi la prima cosa che vi domando a tutti quanti è se deve partecipare, di aiutarne direttamente a raggiungere questo obiettivo. Il 19 settembre dovremo creare quello che sarà un vero e proprio congresso. Questo è un pre-congresso, cioè abbiamo buttato i semi, abbiamo buttato dei richiami, abbiamo fatto, mi spero che venga il gusto di interessarsi alle cose, di sentirle, di mettersi a confronto, di studiare. Perché se questo è l'obiettivo, cioè dovremmo veramente mettere in moto la politica veneta dal basso, nel senso di dare le risposte ai temi importanti del giorno per giorno, sapendo che l'obiettivo è quello, cioè che dobbiamo già tracciare la via, il percorso, sappiamo anche come arrivare, sia giuridicamente, sia tecnicamente, sia ovviamente da un punto di vista politico e operativo, ovvio. Per cui adesso l'importante è mettere in moto questa macchina. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso si farà degli altri incontri, si farà anche, se serve a questo punto, sì, tra le presenti e tra altri diretti che vi sia coinvolgere, magari degli incontri giusto per non sprecare le risorse economiche, anche virtuali, su Zoom, eccetera, per coordinarsi su aspetti pratici o per fare delle introduzioni, poi a delle serate che vi chiedo di organizzare nei vostri comuni, nei vostri territori. Organizzatele, cominciate a fissare una sede, una data, mettetevi d'accordo con Mario, con Rossano, con me, perché vi portiamo i relatori, ok? E aiutarmi a fare il passaparola per coinvolgere la cittadinanza. In preparazione di questo primo obiettivo che sedemo, che è il 19 di settembre a Padova per il congresso di plebiscito.eu e che sarà la partenza di un grande percorso per la nostra libertà, per sganciarci da tutti questi trucchi degli apprendisti stregoni che si mette la parrucca rossa in testa, il naso rosso di plastica e il cerone bianco semplicemente per fare degli effetti speciali, per tirarmi via il portafogli da Dio a schiena e per ogni notte venire a casa nostra e rubarci dei sogni del futuro. È la cosa, il furto più grande è quello. Questa gente viene a rubarci il futuro, il sogno, che è la cosa più naturale che possa avere un essere umano, una famiglia. Cioè, un ragazzo, perché i ragazzi scampa e va all'estero? Adesso non so più con questi termini, ma si parlava di 20-30.000 persone all'anno dal Veneto che scampava, dei ragazzi che scampa e va a cercare fortuna all'estero. Diciamo se la verità, chi che Paul e il fa bene, e va via.
anche qua noi puoi neanche sognare. Cioè non è una questione dei soldi solo, certo dopo tecnicamente dei soldi che roba, ma sì che qua che roba i sogni, è il futuro, non ti puoi pensare un futuro, ti per poter sognare piuttosto te emigri, ma se rendiamo conto di questa roba? E questo sta avvenendo a una velocità impressionante, perché se vogliate parlare con i ragazzi, noi che pensa neanche lontanamente a vivere qua nella nostra terra, il suo unico obiettivo è di procurarsi gli strumenti economici, culturali minimi per poter fare il salto e andare via da qua. Lo sappiamo questo, spero che non ci sia nessuno che si illude che adesso che sia dei tosati, che, a meno che se escludiamo lo stretto ambito familiare dei pagliacci politici italiani, italianisti, anche se in Veneto, che ovviamente ora ha un futuro ben assicurato grazie a noi altri che lavoriamo per mantenerli a UFO, tutti che altri, i fioi delle famiglie per bene, qui pensa solo di scampare da sto inferno, perché è un inferno fiscale, culturale, sociale e ovviamente politico. Quindi l'indipendenza del Veneto è il percorso che come plebiscito.eu che abbiamo disegnato e che stiamo portando avanti e che raggiungeremo, ripeto, in un tempo molto più breve di quello che si possa pensare. Una valenza che sia impressionante, perché noi altri che restituiamo alle persone il suo naturale anelito a sognare il futuro. Dove disegniamo e poi ognuno ovviamente i colori che vuole. C'è come pari elezioni, non so se sia ancora, ma come si dice, quei quaderni delle elezioni estive per i putei che te mettevi figure e ora semplicemente le disegnava. La stessa roba. Coloremo insieme il nostro futuro di indipendenza. Perché allora sì, dopo potremo creare un ambito, una società, un paese in cui i referendum dei cittadini siano referendum dispositivi. Cioè non è come in Italia che i referendum viene fatti solo per essere o bocciati o dall'altra parte anche si passa per essere con una leggina che serve considerare una presa in giro, ecco, e traditi puntualmente, cominciare da quello del finanziamento pubblico dei partiti o della privatizzazione della RAI o di tutti quelli che si andai a tradire, o dell'autonomia del Veneto che in realtà già l'indipendenza del Veneto, ricordiamoci. E quindi quello che dobbiamo fare è dare in mano ai nostri concittadini i pastei colorati, sarai i gessetti colorati, i famosi. Questa è una gran roba, demoli i nostri gessetti colorati, perché il futuro di indipendenza si sa tracciare, basta solo colorarlo con i colori che ognuno desidera. Vi domando col cuore di aiutarne a portare avanti questo percorso con questo chiaro obiettivo. 19 settembre, dal punto di vista tecnico, coinvolgere più persone, se serve fare degli incontri preparatori nei vostri comuni o nei comuni in cui avete dei contatti, per coinvolgere la cittadinanza, e via andare. Strucchiamo sull'acceleratore, non c'è problemi, non c'è paura. Si parla degli altri stessi, si parla delle cose che ne rende vivi, delle cose che ne dà la speranza. E per scrollarsi addosso tutta sta fuliggine, tutta sto cenere che i politici italiani ne buttano ogni giorno sulla testa, semplicemente per sopprimere questa volontà del futuro, del sogno, di speranza, di crearsi un domani per noi altri, ma soprattutto per i nostri fiori. Grazie a tutti e viva l'indipendenza del Veneto, viva il plebiscito.eu. Grazie di essere qua e grazie per essere qua domani, dopodomani e nei giorni che verranno. Viva San Marco! Come al solito Gianluca è un visionario e traccia
rotte. Stiamo restituendo quella P maiuscola alla politica, che un po' ci ha aiutato Rosanna anche a colorare di sentimento. Perché nei vari interventi alla politica, quella italiana, è sempre stata vista togliere potere al politico, togliere potere, perché in Italia la politica ha potuto prendere un'eccezione che si mischia più che altro con la gestione amministrativa. Invece la politica con la P maiuscola è quella che ci permette di attuare le visioni che un intero popolo ha. E quella è la politica che anche Gianluca accennava, che è quella dei grandi sentimenti e delle grandi, diciamo così, visioni. Vi ricordo 3 cose velocemente sul piano organizzativo. Allora, innanzitutto, come diceva il Presidente, 19 settembre il congresso di plebiscito.eu. Quello è il punto di arrivo. Prima, lo dico anche ai signori che ci seguono da streaming in vari paesi del Veneto, ci saranno altri eventi, non chiamiamoli sottoeventi, ma di avvicinamento al territorio, perché vogliamo andare in tutti i comuni del Veneto e quindi qualsiasi organizzazione di serate eccetera troverà il supporto organizzativo di plebiscito e eventualmente anche l'attivazione di qualche persona che verrebbe a fare da relazione o correlatore assieme alle persone del territorio. Quindi chiunque voglia attivarsi nel proprio comune lo faccia e ci contatti, troverà in noi una possibilità di amplificazione della faccenda. Poi, in seconda battuta, ci sono le amministrative di ottobre nel Veneto, dove con l'obiettivo principale di trovare queste energie giovani che Gianluca ha detto, siamo in grado e vorremmo dare supporto amministrativo in tutto il Veneto, proprio perché abbiamo bisogno di quelle risorse umane per portare avanti i nostri ideali e arrivare il prima possibile alla Repubblica Veneta indipendente. Se non c'è nessun altro intervento, dichiaro chiusi i lavori di questa serata. Siamo al dibattito. E iniziamo col dibattito eventualmente che nasce da questi incontri e successivo alla tesi politica di Gianluca. Vi ringrazio ancora e cominciamo con i lavori.